Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto. Puntualissima come da previsione la prima neve della stagione ha iniziato a scendere in particolar modo sul Friuli orientale nella zona del Carso, dando al paesaggio una prima spruzzata di bianco, primi deboli fiocchi accompagnati da bora forte anche a Catinara, Barcola e in centro città Trieste con neve, bora e pioggia ghiacciata. Sul Carso e in misura minore sulle valli del Natisone sono possibili nel corso della giornata gelicidi, cioè le gocce di pioggia che si congelano rapidamente a contatto con alberi e suolo. Nella regione sono anche previste nevicate inizialmente oltre i 200 metri, temporaneamente anche su alcune zone della pianura, poi quota neve in rialzo dal pomeriggio tra i 300 e i 400 metri. Alla luce di queste premesse, nel frattempo, Autovie Venete ha aumentato la flotta di spargisale e lame spazzaneve per incrementare i passaggi dei mezzi nel tratto di terza corsia di nuova realizzazione al Visopoli Gonars e garantire interventi più tempestivi. Sono 144 i macchinari a disposizione della concessionaria autostradale, 4 spargisale in più rispetto al 2019 e 3 treni di lame in ulteriore aggiunta che serviranno a coprire la A28, la A4 e la A23, oltre alla A34. Nel pomeriggio è previsto un trattamento preventivo antighiaccio sulla rete. Solidarietà e vicinanza viene espressa dall'Ordine dei Medici di Udine alla luce della grave e dettagliata denuncia da parte del dirigente medico del pronto soccorso del capoluogo friulano in relazione alle carenze organizzative sui vari fronti. Nell'elenco sono finite mancanze strutturali che rischiano di ricadere direttamente sull'organizzazione e sulla salvaguardia del diritto alla salute della collettività. A colpire l'ordine professionale, in nome del suo ruolo di ente di garanzia, è il fatto che le varie proposte formulate dai medici ai vertici aziendali e ai responsabili politici pare non siano state accolte né recepite, specialmente quelle relative alla sicurezza degli operatori sanitari. Lo ha affermato il presidente dell'ordine Maurizio Rocco. Si tratta, prosegue, di un atteggiamento non accettabile, ancor più un momento storico di grave pericolosità, criticità per la vita e la salute dei cittadini. Con tempestiva e urgenza si deve provvedere quanto prima a risolvere le criticità emerse per il buon funzionamento del sistema sanitario e la sua tenuta, in nome di quell'assunzione di responsabilità e di aderenza al codice deontologico dei medici che continuano a svolgere la loro opera professionale anche in condizioni di grave disagio. Ieri sera il personale della volante del commissariato di pubblica sicurezza di Duino Maurisina, in provincia di Trieste, ha denunciato una romena di 61 anni che si è sottratta all'isolamento fiduciario che stava effettuando presso il proprio domicilio di Padova. È stata identificata mentre si trovava a bordo di un pullman diretto in Romania. E con questa notizia chiudiamo qui l'edizione del mattino del nostro spazio informativo infofriulitv.net, vi diamo appuntamento nel tardo pomeriggio con la nostra diretta intorno alle 16:45 e gli aggiornamenti al suo interno.